Siamo con Valentina Romani. Valentina, allora, com'è nata la tua passione per la musica? La passione per la musica, proprio per la musica, è nata quando ero invidiosa di una mia amichetta delle medie che frequentava questi giri di coatti, o meglio tozzi si chiamavano negli anni '80 e mi comprai questa cassetta di Duran Duran e mi ricordo che ascoltavo Wild Boys di notte, entusiasta di questa sensazione che mi dava, ed erano i Duran Duran. Per cui quando poi ho scoperto la musica di Bruce Springsteen ho detto oddio, cioè qua mi si apre un mondo proprio, non che i Duran Duran per carità, insomma, voglio dire, ognuno fa il suo genere, però poi ho decisamente cambiato genere perché comunque ho dentro la cosa della musica acustica, cantautorale, insomma. E quindi poi questa cosa si è evoluta nel tempo, e nonostante abbia ascoltato anche altri generi, come anche il jazz, che è molto invece più concentrato sulla musica che non sulla parte del testo, poi alla fine torno sempre all'ovile ad ascoltare la musica cantautorale. Di che cosa parli nelle tue canzoni? Ehm, io penso che a me non sono, personalmente non sono d'accordo, non mi piace la canzone a tema, nel senso che comunque sento che non mi appartiene. Io credo che per affrontare anche dei temi di carattere generale si debba sempre partire dal particolare, da un'esperienza personale, perché altrimenti non riesci a dare quella pregnanza, quella forza che invece una canzone può avere. Quindi mi rendo conto che le mie canzoni forse parlano di cose che gli altri dicono ma di che sta parlando questa qua? Insomma, però io me le sento più vere così, quindi forse arriverò un giorno a parlare di cose, non so, di temi sociali o politici che peraltro non mi sono estranei come persona. Non riesco ora come ora a metterli nella musica, non ho trovato ancora la formula adatta, per cui decisamente parlano di esperienze personali che però penso che possano dire qualcosa anche agli altri. Cosa rappresenta per te il Festival di Musicultura? Un'occasione per confrontarmi con persone che fanno questa stessa cosa che faccio io e più lo fanno a livello amatoriale e più mi interessa, perché mi piace confrontarmi con persone che sono al mio livello, quindi non a un livello professionale, però allo stesso tempo che lo fanno col sogno di poterne fare qualche cosa di professionale, perché questo è il punto, cioè io faccio questa cosa e studio e mi ci impegno tantissimo e la prendo molto seriamente, però di fatto la devo fare nel tempo libero, la faccio nel tempo libero perché ho un lavoro che mi prende, un lavoro a tempo pieno, e quindi il paradosso è di vivere come hobby una cosa che in realtà è la mia grande passione, e però mi piace conoscere delle persone che hanno lo stesso mio problema di dover sopravvivere e quindi comunque di dover lavorare, mantenersi un minimo, e però attribuiscono alla loro passione una grande importanza e non la relegano a un semplice hobby, che penso che sia sbagliato. Non è fare le navi in miniatura, cioè la musica, qualunque attività artistica è qualcosa di più, ci metti qualcosa di molto più intimo e di vero.